Nella prossima finale effettueremo le premiazioni dei 100 farfalla e quindi la prossima finale è proprio 100 farfalla assoluti maschi. Corsia 1 Marco Alberti, Aquapolis. In 2 Alessio Gerardin, Antares Nuoto. Corsia numero 3 Alessandro Bonvicini, 2001 team. In corsia 4 Riccardo Cervi, InSport. Corsia 5 Mattia Santi, nuotatori trentini. Corsia 6 Marco Deano, Arca Team. Corsia 7 Michele Vegro, in Nova. Corsia 8 Leonardo Vendrame, Nord-Est H2O. Finale assoluta, record del 2009, Marco Pellizzon, 53,26. Corsia centrale Riccardo Cervi, miglior tempo nelle batterie, specialista dei 200 rana, finalista agli assoluti, l'abbiamo visto però anche ieri nei 200 stile libero, in gara oggi con la prova veloce sulle 4 vasche della farfalla, gruppo compatto al primo rilevamento è Alessandro Bonvicini con 26,05, Sudeano 26,30 e Cervi 26,31, un centesimo ancora dietro Michele Vegro con 26,32. Vediamo come si sviluppa questa seconda fase di gara, archiviato il terzo 25, fondamentale l'ultima subacquea, la tira tantissimo in corsia numero 5, Mattia Santi che esce davanti a tutti per i nuotatori trentini e quindi si prende la vittoria, 55 e 52, davvero super ultima subacquea, è lui che tocca davanti. Riccardo Cervi 55,99 è secondo, Ale Bonvicini 56,17 alla terza posizione.